mi chiamo Paolo Racca, sono italiano, lavoro da 20 anni in Germania, mi occupo da 30 anni circa di problematiche relative all'epidemiologia, quindi quello che vedete nel titolo praticamente dinamica di popolazione modellistica per gli organismi dannosi in agricoltura. Io spero di non deludere le vostre aspettative, spero che non ne abbiate troppe. Vediamo, soprattutto spero di non annoiarvi. Innanzitutto partiamo, perché siamo già un pochino in ritardo sui tempi, partiamo. Mia abitudine quando io tengo una lezione o faccio un corso, qualcosa un po' più di una conferenza, di lasciarmi ispirare da un personaggio che, diciamo, può guidarci nel corso della lezione. Questi personaggi che io vado a cercare sono alle volte molto molto sconosciuti, ma che hanno lasciato un contributo fondamentale per lo sviluppo della materia. In questo caso io, visto che siamo praticamente in Veneto, ho scelto un personaggio veneto che si chiama Niccolò Tartaglia. Probabilmente non ne avrete mai sentito parlare. Lui nasce nel 1499 e di cognome in realtà faceva Fontana, però siccome tartagliava, dovuto al fatto che, cioè balbettava, dovuto al fatto che nel 1512 la famiglia di Niccolò Tartaglia fu aggredita dai francesi nel Duomo di Brescia, perse appunto la capacità di articolare bene le parole e accettò questo soprannome e lo utilizzò durante il resto della sua vita. Che cos'era Niccolò Tartaglia? Un insegnante di matematica ed è stato il primo che risolse l'equazione cubica o l'equazione di terzo grado. Nel 1556 appunto scrisse questo trattato di numeri e misura, opera enciclopedica di matematica elementare, dove compare questo famoso triangolo di Tartaglia. Vi invito a fare una bella googolata dopo la lezione, andare a cercare che cos'è il triangolo di Tartaglia, perché il principio, quando noi sentiamo parlare oggi di intelligenza artificiale, di tutte queste cose qua, in realtà la base è il triangolo di Tartaglia. Vabbè, fa altre cose straordinarie e nel 1557, il 13 dicembre, muore a Venezia. Quindi diciamo, lasciamoci ispirare da questo personaggio. Dimenticavo, ha scritto anche un trattato sulle curve balistiche che ancora oggi è studiato nei manuali di artiglieria. Ma lasciamo questo personaggio straordinario e cominciamo il nostro viaggio attraverso la modellistica. E io vi faccio vedere una diapositiva, e questa diapositiva, il titolo là sopra, non so se lo vedete, dice in poche parole, questa è la mappa della metropolitana di Mosca. Vediamo un po', è un po' piccolina, facciamo un ingrandimento. Direi che non ci capisco molto, nel senso che sì, si può cercare magari di tradurre qualche stazione, ma i nomi sono veramente abbastanza complicati. Ecco, Alessandrossi potrebbe essere Alessandro, qualcosa di questo tipo. Perché vi faccio vedere questa cosa qua? Innanzitutto per catturare la vostra attenzione, penso di esserci riuscito, perché magari anche chi era un po' distratto dice: ma cosa diavolo sta facendo vedere questo qua? Vi sto facendo vedere la metropolitana di Mosca perché vi racconterò un piccolo aneddoto e vi informo che molto convenzionalmente io comincerò il mio corso dalla fine. Quindi vi faccio vedere l'ultima diapositiva, che sarà questa qua. Perché
vi faccio vedere questa diapositiva. Perché vi ho fatto vedere la mappa della metropolitana di Mosca? Perché voi dovete sapere che io, quando ho cominciato a lavorare qua in Germania, avevo un ufficio nel sottotetto dell'istituto, che era molto caldo d'estate e molto freddo d'inverno, ma questo è un altro discorso. Avevo però la fortuna di avere a 2 passi la biblioteca e a 2 passi ancora più in là una bellissima sala riunioni con una di quelle lavagne belle, grandi, sapete, quelle che salgono e scendono con tanti gessetti colorati. E mi mettevo lì alla sera e facevo disegnavo questi piccoli diagrammi che, questo diagramma innanzitutto, diciamo, rappresenta un modello su carta. E una sera il capo d'istituto, vedendo ancora la luce accesa su in alto nel sottotetto, viene su, entra nella stanza. Io ero con un mio amico, stavamo sviluppando un modello mi sembra sulla ruggine del frumento o qualcosa di questo genere, e il capo ci guarda, è molto perplesso, e guarda questo grafico e fa: sembra la mappa della metropolitana di Mosca. E detto, prende e se ne va. Vabbè, tutto lì. 10 minuti dopo torna con una cassa di birra, 2 bei wursteloni, un sacchetto di pane, si siede, ci apre 2 birre e, incuriosito, mi dice: adesso spiegami la mappa della metropolitana di Mosca. E di lì appunto ho cominciato a spiegare, a cercare di sintetizzare un pochettino che cosa fosse rappresentato su questo foglio, e speriamo di riuscirci anche adesso. Per rendere un po' movimentato questo viaggio, che magari in alcune parti purtroppo può essere un po' noiosetto, però certe cose bisogna comunque conoscerle, ho immaginato di fare questo viaggio insieme a voi proprio in una metropolitana immaginaria. Quindi direi che possiamo imbarcarci. Il biglietto lo avete tutti, perché la buona Emanuela ha controllato che tutti abbiate il biglietto, quindi possiamo imbarcarci, scendiamo nella nostra metropolitana immaginaria e visiteremo in questa metropolitana, faremo un viaggio, e spero piacevole, spero costruttivo, spero interessante. Innanzitutto partiamo e dobbiamo arrivare alla prima fermata. La prima fermata si chiama purtroppo Malattia, non ha un nome molto accattivante, ma bisogna partire di lì perché appunto parliamo di malattie delle piante. Per rendere anche qui un po' meno noiosetto questo tipo di discorso, io articolo il nostro viaggio in metropolitana su diverse fermate. In alcune stazioni ci fermeremo e scenderemo dalla metropolitana per approfondire la questione, in altre stazioni ci passiamo soltanto, e per diciamo alleggerire un po' questo viaggio utilizzerò per spiegarvi alcune cose le famose domande, il cosa, come, dove, quando e perché. Così vi ricordate un pochettino un giochino estivo che va in onda in televisione e ci aiuta a rendere un po' più leggero questa parte, diciamo, di corso. Allora, abbiamo detto siamo alla fermata malattia e dobbiamo capire appunto le 2 cose fondamentali: cosa è una malattia e come si manifesta una malattia. Mi piace molto lavorare con le parole, mi piacciono molto le definizioni, mi piace molto capire da dove viene una parola, perché è fondamentale poi nel capire l'uso o il non uso o il maluso della parola stessa. Cos'è la malattia? Innanzitutto la definizione ci dice che è una condizione anormale e insolita di un organismo vivente, animale o vegetale, caratterizzata da disturbi funzionali, da alterazioni o lesioni, osservabili o presumibili, locali o generali. Voi dovete ricordare 2 parole essenziali da questa definizione: anormale e alterazione. Anormale, infatti, innanzitutto
possiamo notare che deriva da un latino medievale e un francese volgare, quindi non dall'italiano, non dal latino puro. Anormale cosa significa? Poi avrete a disposizione tutte queste diapositive, quindi magari non le leggiamo proprio tutte di fila, ma cerchiamo di andare un po' subito al nocciolo della questione. Anormale cosa vuol dire? Che esce dalla normalità, oppure, attenzione, da quella che si ritiene una normalità. Cercate di tenere a mente questa cosa qui perché sarà poi molto importante, molto utile dopo. Quindi anormale esce dalla normalità o da quella che si ritiene essere la normalità. Alterazione, allora prima parola normale, seconda alterazione, alterazione, mutamento, modificazione, struttura, sostanza, aspetto, morfologia. Quindi anormale e modificazione. Adesso facciamo una piccolissima pausa dopo questa definizione abbastanza ostiche. Prendiamo la nostra settimana linguistica che fortunatamente ci siamo portati dietro nel viaggio in metropolitana e andiamo a leggere quelle che pagine dove c'è la famosa rubrica Non tutti sanno che. Allora, non tutti sanno che già nel 6000 a.C. si parla di malattie delle piante, nella mezzaluna fertile tra i fiumi Tigri ed Eufrate. Nel 750 a.C. abbiamo la testimonianza delle famose 10 piaghe d'Egitto, dal libro dell'Esodo, capitolo 7-12, in particolare quello che ci può interessare dal nostro punto di vista agronomico è la invasione delle mosche tropicali e l'invasione delle cavallette, quindi la quarta e la settima piaga. Non tutti sanno che anche queste cose qui sono citate nel Corano alla sura numero 7, quindi non solo nella Bibbia. Nel 470 a.C. il filosofo ellenista Democritus descrive alcuni marciumi e muffe che trova sulle piante. Nel 300 Aristotele è il primo che scrive in modo analitico sulle ricerche sulle malattie, insetti, coltivazione e metodi di produzione. Nel 300, sempre avanti Cristo, Teofrasto scrive Le piante, il primo trattato botanico della storia. Nel 30 a.C. abbiamo delle testimonianze che ci parlano del dio pagano Robigus o Robigu, è colui che invia la ruggine sul grano, quindi si indicano speciali preghiere perché ciò non accada. Da qui, vedete fra parentesi, Robigali, in realtà i nostri padri latini erano molto furbi, quando non sapevano come risolvere un problema si inventavano un dio che mandava quel problema e a questo dio bisognava fare delle offerte. E come si facevano le offerte? Si facevano facendo dei grossi festini, festeggiando e con la scusa di dover appunto sacrificare qualche cosa per questo dio. Quindi abbiamo il Robigal, il dio pagano Robigus. Facciamo un bel salto e arriviamo al 1714, il signor Tillet, lo studioso Tillet, scopre per la prima volta un fungo causa di una malattia della pianta, la fuligine del grano, in questo caso la Tillezia tritici. Nel 1803 Berkeley riconosce la Phytophthora come agente patogeno sulla patata. Nel 1825 Kuhn descrive i primi nematodi. Vedete, andiamo sempre avanti negli anni. Nel 1831 De Bary descrive fuligine, funghi e ruggine. Nel 1874 abbiamo il primo manuale delle malattie delle piante, scritto da Sorauer. Abbiamo ancora la scoperta della prima fitobatteriosi, il batterio del pero Emilia Milovra nel 1879. Nell'892 Beyerink e Ivanovsky scoprono i virus. Nel 67 ci avviciniamo sempre più ai giorni nostri, il primo rilevamento di un micoplasma a causa di malattia e infine l'ultima importante scoperta, diciamo la più rilevante, è nel 1970 la comparsa della rickettsia, un particolare organismo sul trifoglio.
Facciamo questo breve escursus sulla storia delle malattie, perché è importante capire che appunto sono parecchi anni che l'uomo cerca di convivere e combattere contro questi agenti patogeni. Un'altra cosa interessante che vi voglio far vedere è questo bellissimo quadro, il quadro di Caravaggio, è il famoso cesto di frutta. Per chi ha avuto ancora a che fare con le vecchie lire, era rappresentato, mi sembra, se non sbaglio, sulle vecchie 10.000 lire. C'era il famoso cesto di frutta di Caravaggio, dipinto che oggi è conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Cosa possiamo vedere in questo dipinto? Caravaggio, voi sapete, è considerato il pittore della luce, il pittore che riprendeva molte cose proprio molto realisticamente. Infatti noi possiamo andare a fare uno zoom su questa bella mela e cosa ci troviamo? Dei sintomi di ticchiolatura. Facciamo uno zoom su questa bella uva e cosa ci troviamo? Ci troviamo la presenza di muffa grigia. Facciamo uno zoom su una foglia di vite, si vede un po' sgranato, però lui ha anche evidenziato dei sintomi di peronospora. Quindi abbiamo visto come nella storia già succede che si parla di queste malattie delle piante da parecchio tempo. Quindi abbiamo fatto le nostre prime tre fermate, il cosa, come, il dove. Adesso andiamo a vedere un pochino il quando. Quando cosa vuol dire? Quando io sono andato a recuperare che cosa sia successo di veramente eclatante a causa delle malattie delle piante. Il primo esempio che vi faccio riguarda l'isola di Sri Lanka in India, che prima del 1847 era conosciuta come Ceylon ed era una delle prime potenze mondiali per la produzione di caffè. Che cosa succede? Nel 1847 la ruggine del caffè migra dall'Africa, arriva in Sri Lanka e in 10 anni si perdono circa 100 milioni di tonnellate di caffè, cioè praticamente la coltura viene completamente distrutta. Cosa succede? Che al posto del caffè, cosa fanno i signori di Ceylon? Sostituiscono la coltivazione del caffè con il tè. E Sri Lanka nel 2012 si piazza al terzo posto, pensate, è una piccola isola, dopo India e Cina come paese esportatore di tè. In questo caso una malattia ha fatto la fortuna di una popolazione, in questo caso. Il secondo esempio che vi faccio è un po' più tragico perché riguarda l'Irlanda. Nel 1800 produceva circa 60 milioni di tonnellate di patate, era uno dei più importanti produttori di patate, oltretutto era uno anche per il consumo interno delle patate. Cosa succede? Nel 1845 la peronospora della patata, la Phytophthora, abbiamo già visto prima, migra dall'America, era migrata già dall'America del Sud all'America del Nord, migra dall'America del Nord in Irlanda e la conseguenza è drammatica perché in appena 10 settimane 100% del raccolto è perduto, che significa nel 1800 che scoppia che cosa? Una violenta carestia, provoca oltretutto epidemie di tifo, dissenteria, scorbuto e la conseguenza in questo caso non è benigna come quella dell'isola di Ceylon, ma in 10 anni la popolazione dell'isola passa da 8.500.000 abitanti a 6 milioni. E praticamente inizia un movimento migratorio che arriva ad abbassare la popolazione irlandese a 4 milioni di abitanti e con un totale di circa 2 milioni di immigrati. Ecco perché troviamo irlandesi praticamente sparsi in tutto il mondo. Sempre riguardo al quando, è interessante, abbiamo visto due esempi, vediamo altre due, mi sono divertito un pochettino a vedere queste migrazioni di parassiti. Ho preso due esempi.
la dorifera della patata e la diabrotica del mais. Conoscete tutte e due sicuramente. Allora, la dorifera della patata viene scoperta, o viene scoperta, diciamo sì, possiamo dire, viene scoperta nel 1824 in Colorado, in America, tant'è vero che si chiama in inglese si chiama anche Colorado Potato Beetle. E cosa succede? Arriva per la prima volta in Europa, in Francia, nel 1922. Io ho preso questo anno della Francia, 1922, come anno zero e sono andato a ricercarmi quando la dorifera è comparsa negli altri paesi europei e vedete per esempio in Austria è comparsa esattamente 22 anni dopo, in Belgio 13 anni dopo, in Bulgaria 36 anni dopo, in Italia è arrivata 25 anni dopo e vedete che praticamente ci ha impiegato un po' di tempo e a diffondersi attraverso l'Europa. Pensate che ancora oggi, per esempio, in Inghilterra non esiste la dorifera della patata, è ancora un insetto da quarantena, ma non è ancora riuscita a scavalcare la manica. Per quanto riguarda la diabrotica, è stata scoperta nel 1867 in Kansas, migra in Europa e viene scoperta per la prima volta nel 1992 in Ungheria. Anche qui io ho preso come anno di partenza, come anno base, anno zero, il 1992 e sono andato a guardarmi quando la diabrotica arriva negli altri paesi europei. Quindi anche qua vediamo, in Austria è arrivata 7 anni dopo, in Bulgaria 3 anni dopo, in Italia ci ha impiegato soltanto 3 anni ad arrivare. Vedete la differenza che si vede già dall'altezza di questi istogrammi, cosa ci dice? Che la dorifera della patata ci ha impiegato più o meno 22 anni a diffondersi dall'America all'Europa. La diabrotica del mais ci ha impiegato 7 anni in media, sto parlando di media. Cosa vuol dire? Che se io faccio un calcolo, un fattore, la velocità di diffusione della diabrotica rispetto alla velocità di diffusione della dorifera è un fattore di 3,1, che guarda caso, se noi andiamo ad analizzare la velocità dei trasporti riferita a quegli anni, passiamo da circa 290 km/h ai circa 900 dei giorni nostri, che rappresenta esattamente questo fattore di 3,1. Quindi abbiamo una velocità di diffusione dei parassiti. Quindi oggi molto più di prima abbiamo l'invasione, chiamiamolo così, tra virgolette, di questi parassiti esotici. Un esempio lo abbiamo anche, altri esempi, la cimice asiatica, il punteruolo rosso della palma, ne abbiamo diversi di questi esempi, ma li vedremo anche più avanti. Le perdite di produzione, evidenziamo soltanto che praticamente la FAO stima che ogni anno fino al 40% della produzione agricola globale viene persa a causa di parassiti. Ogni anno queste malattie ci costano 220 miliardi di dollari, le malattie, e gli insetti invasivi almeno 70 miliardi di dollari. Quindi è una bella fetta di denaro che purtroppo se ne va a colpa di queste malattie. Allora, siamo arrivati quasi alla fine del primo tratto di metropolitana che stiamo percorrendo, abbiamo visto il quando, adesso vediamo il perché. Come si può spiegare perché esiste la malattia? Perché la possiamo spiegare benissimo con la famosa teoria del triangolo, in cui i 3 vertici sono l'ospite, il patogeno e l'ambiente. I 3 vertici di questo triangolo sono collegati insieme. Sono collegati insieme cosa vuol dire? Che se uno dei vertici manca, gli altri 2 di fatto non possono esistere. Quindi se non c'è il patogeno, l'ospite è sano, ovviamente direte voi. Se non c'è l'ospite, il patogeno non può vivere perché gli manca da mangiare. E l'ambiente chiaramente influisce sia sull'ospite che sul patogeno. Se noi prendiamo la superficie di questo triangolo, la superficie di questo triangolo e mettiamo ai lati
l'ambiente favorevole, la virulenza del patogeno e la suscettibilità dell'ospite, quando tutti e tre questi, diciamo, questi lati sono al massimo, noi abbiamo il 100% di malattia potenziale. Quindi la superficie di questo triangolo rappresenta la malattia potenziale. Cosa possiamo fare noi per ridurre questo 100%? Perché possiamo fare qualcosa. Se noi riuscissimo, per esempio, a ridurre la suscettibilità dell'ospite del 20%, quindi le cultivar resistenti, noi avremo soltanto più l'80% di malattia potenziale. Ma la stessa cosa la possiamo avere se noi riducessimo anche solo del 20% l'ambiente favorevole. Cosa vuol dire ridurre l'ambiente favorevole? Vuol dire, per esempio, applicare buone pratiche agronomiche, andare a tirare via dal frutteto i frutti con la moniglia alla fine della stagione, andare a tirare via le foglie con la ticchiolatura. Applicando tutte queste piccole, chiamiamole piccole, diciamo, accortezze, si riesce già ad avere una buona riduzione dell'ambiente favorevole alla malattia, perché se noi riduciamo semplicemente l'inoculo. Quindi possiamo fare qualcosa contro queste malattie delle piante. In realtà siamo ancora sempre verso il perché, dobbiamo fare una fermata, e questa fermata l'ho chiamata ecosistema, perché le malattie delle piante, le piante stesse, si sviluppano in un ambiente, e questo ambiente è all'inizio ciò che noi chiamiamo ecosistema. Quindi scendiamo dalla nostra metropolitana, dal nostro trenino, e facciamo un salto in quello che è un ecosistema. Che cos'è un ecosistema? Un ecosistema è un ambiente in cui convivono, io qua ho messo due esempi, dei consumatori, convivono delle piante, dei vegetali, e a questi vegetali sono legati dei consumatori. Praticamente cosa succede in un ecosistema? Se noi andassimo a calcolare l'energia che entra in un ecosistema, la maggior parte dell'energia viene dal Sole, 46 kJ per metri quadrati per anno. In realtà un po' di energia entra anche attraverso il vento, un po' di energia entra attraverso la pioggia, un po' di energia entra attraverso le rocce, inteso come degradazione negli elementi che poi servono ovviamente per la crescita delle piante. Le piante, crescendo, cosa succede? Emettono ossigeno, consumano anidride carbonica, consumano acqua, consumano elementi chimici, producono sostanza organica. Questa sostanza organica viene utilizzata dai consumatori, e oltretutto abbiamo la possibilità di avere del riciclaggio, perché ciò che non viene consumato viene automaticamente riciclato. Se noi andassimo a vedere o potessimo fare o facessimo il calcolo di quanta energia esce da un ecosistema e quanta energia entra, noi vedremo che in ogni ecosistema, qualsiasi ecosistema noi consideriamo, l'energia in ingresso è uguale all'energia in uscita. Quindi l'ecosistema è perfettamente bilanciato. Che cosa succede al nostro ecosistema quando arriva un grosso consumatore? Io l'ho rappresentato con questa forma, un grosso consumatore che si chiama uomo, dovrebbe chiamarsi Homo sapiens. L'Homo sapiens cosa fa all'ecosistema? Innanzitutto ti dice: fermi tutti, in questo ecosistema io adesso ci metto le piante che voglio io, perché io devo produrre del pane, devo produrre della pasta, devo produrre dei pomodori, e quindi io sostituisco le piante che ci sono e mi ci metto quelle che voglio io. Il terreno naturalmente lo devo lavorare, perché per mettere le piante in questo sistema lo devo un pochettino modificare, quindi magari lo lavoro. Non mi basta l'acqua, devo spingere un po' la mia produzione, quindi oltre alla pioggia io ci metto anche l'irrigazione. Sicuramente non mi basta ciò che viene dal riciclaggio del terreno e
degradazione degli elementi rocciosi come concime, io ci devo aggiungere un di più che si chiama concimazione. I consumatori, che prima erano piccolini piccolini qua, cosa succede? Alcuni di loro dicono, opla, ma qui ci sono delle piante molto molto più buone di quelle che mangiavamo prima. E quindi cosa succede? Che svilupperemo malattie e parassiti specifici per le piante che noi coltiviamo. E a questo punto cosa succede? Oltre ad aggiungere concimazione e tutto quanto, ci dobbiamo difendere da queste malattie e parassiti e arrivano trattamenti parassitari. Questo nostro ecosistema, praticamente cosa succede? Facendo tutte queste cose, tutti i collegamenti che avevamo fra le diverse parti dell'ecosistema si distruggono, non ci sono più. L'ecosistema viene completamente distrutto e si trasforma in quello che si chiama un agrosistema. L'agrosistema di per sé non è negativo, è positivo perché ci permette di coltivare, di avere delle produzioni, di produrre ciò che dobbiamo mangiare. In realtà, se noi andiamo a fare un conto e vediamo per esempio soltanto i trattamenti antiparassitari, cosa costano all'ecosistema? Ci costano il 41% in più di energia, che tradotto in soldoni vuol dire investire un piccolo capitale, perché abbiamo bisogno di soldi per lavorare il terreno, per concimare, per fare i trattamenti. In realtà noi, distruggendo l'ecosistema, abbiamo cambiato il nostro nome, non ci chiamiamo più Homo sapiens, sapienza, ma ci chiamiamo Homo calamitosus, perché abbiamo distrutto praticamente ciò che in realtà era in perfetto equilibrio a nostro danno. Abbiamo visto antiparassitari, brevissime cosine sugli antiparassitari, poi andrete poi magari ad approfondire per conto vostro. I primi, diciamo, che vengono usati sono nicotina contro gli afidi nel 1783, calcio e arsenico, notate lì qua arsenico, quindi roba abbastanza pericolosa, usata come antiparassitario contro la ruggine del grano. Nel 1800 zolfo contro gli insetti, nel 1882 il famoso rame, la poltiglia bordolese. Tra il 1940 e il 1950 si scoprono gli effetti del DDT contro gli insetti e da qui, proprio dal DDT, si parte la corsa agli antiparassitari di sintesi. La branca della patologia che si occupa degli trattamenti antiparassitari si chiama fitoiatria, studia i mezzi atti a prevenire e guarire le malattie delle piante, soprattutto mediante la lotta ai parassiti che le provocano. Prevenire cosa vuol dire? Un'altra parola molto importante poi da ricordare, questa qua, prevenire. Prevenire vuol dire prendere tutte le precauzioni necessarie perché un evento negativo o dannoso non si verifichi. Gli antiparassitari vediamo, io ho trovato questa cartina che è una delle più recenti del 2019 dove vediamo praticamente rappresentati l'uso degli antiparassitari nei diversi paesi del mondo. Vedete la pallina più grossa, questa qua riguarda, non so se riuscite a vedere il mouse, però la pallina più grossa sono circa 1800 tonnellate di antiparassitario all'anno. Naturalmente chi le usa? I signori della Cina, ma perché? Perché semplicemente hanno delle estensioni notevoli, ma se noi andiamo a vedere anche in Europa, anche noi, i nostri belli pallini, Italia, Francia, Germania, Spagna, li abbiamo anche noi. Quindi gli antiparassitari sono tuttora usati e ovviamente per certe malattie non se ne può fare a meno. Ma allora cosa succede? Torniamo un attimo al nostro ecosistema. C'è un compromesso, possiamo trovare un compromesso tra un ecosistema in cui tutto è perfettamente in equilibrio, in cui non spendiamo una lira di energia, e un agrosistema in cui spendiamo un fracco di soldi
e tutto l'equilibrio distrutto, diciamo che un equilibrio è possibile trovarlo. Quindi torna il nostro consumatore primario uomo, modifica il suo ecosistema, chiaramente gli equilibri vengono spostati, ma cosa succede? Succede che possiamo utilizzare delle tecniche che si chiamano la produzione integrata. Quindi andiamo ad agire sull'irrigazione, sulla concimazione, sulle lavorazioni del terreno, sulle piante, ad esempio, dicevamo prima, cultivar resistenti, lavorazione del terreno, semina su sodo, quindi diminuisce la lavorazione del terreno, la concimazione possiamo ottimizzarla, l'irrigazione possiamo ottimizzarla e quindi entriamo in quel campo che si chiama produzione integrata. Per ciò che riguarda i trattamenti antiparassitari, noi possiamo invece utilizzare la difesa integrata, quindi proprio ciò che vogliamo fare per cercare di diminuire i trattamenti, l'impiego di sostanze chimiche che a volte sono inutili perché non servono in quel momento lì. Quindi passiamo da un ecosistema a un agrosistema a un agroecosistema, che è il compromesso tra i due sistemi. Quindi l'uomo non diventa più Homo calamitosus, ma diventa Homo ecologicus. Quindi abbiamo capito che si può modificare l'ambiente a nostro favore. Quindi siamo arrivati agli ecosistemi, adesso facciamo un passo avanti e scendiamo anche alla prossima fermata perché dobbiamo parlare di quello che si chiama la difesa integrata. Ne abbiamo fatto un accenno prima, la difesa integrata è la base di tutto quello che noi vedremo in seguito in questo corso. Per parlare di difesa integrata bisogna innanzitutto partire dalla definizione di una soglia di danno. Abbiamo visto la malattia, il fungo, il parassita, l'insetto produce un danno. La definizione, diciamo, ufficiale della difesa integrata da parte della FAO è questa qui, difesa integrata, malattie parassiti delle piante, un sistema di regolazione degli organismi nocivi, attenzione, ricordatevi, regolazione degli organismi nocivi, in modo da mantenere le popolazioni di questi organismi nocivi al di sotto della soglia di danno economico. Che cosa è la soglia di danno economico? Io penso che molti di voi molte di queste cose le sanno già. Spero di non annoiarvi, prendetele come diciamo, un piccolo ripasso. Io un paio d'ore diciamo di un po' di teoria così ho dovute fare, altrimenti partivamo in maniera troppo brutale, quindi ci avviciniamo pian piano comunque a cose molto più interessanti. Non che la soglia di danno economico non sia interessante, anzi tutt'altro. La soglia di danno economica da cosa deriva? Noi abbiamo rappresentato in questo grafico la relazione tra raccolto e malattia. Cosa succede? Ovviamente più malattia ho, meno raccolto, meno prodotto raccolgo, ovviamente, chiaramente. Che cosa succede? Io devo andare a mettere una soglia. Cos'è questa soglia? Questa soglia si chiama soglia di danno economico. Questa soglia dove la metto? Dove la metto questa soglia? Dove le perdite di produzione praticamente sono uguali al costo del trattamento. Cioè io posso tollerare una certa quantità di malattia perché se intervenissi in quel momento lì, se facessi un trattamento, ci perdo perché spendo più per comprare l'antiparassitario, per mettere la benzina, il diesel nel trattore, per consumare l'acqua nella botte, per ciò, per esempio il grano, ciò che calpesto entrando dentro col trattore per fare il trattamento, io ho più perdita in realtà che guadagno. Quindi non mi conviene fare un trattamento fin quando io non arrivo a questa soglia
che viene appunto chiamata soglia di intervento. Le soglie di intervento esistono per diverse malattie, per diverse combinazioni, malattia pianta, insetto pianta. Ci sono ancora alcune malattie, quelle nuove, in cui le soglie di intervento non sono ancora ben definite, però diciamo che arriveremo per forza a definirle. Quindi la soglia di danno economico. La soglia di danno è una prima, diciamo, mattone che viene posto per costruire la casa della difesa integrata. Il secondo mattone o i secondi, terzi, quarti mattoni sono le strategie. Noi possiamo applicare anche delle strategie per la produzione integrata. Qui vediamo, le strategie vengono rappresentate, in questo caso non è un triangolo, è una piramide, e vediamo che praticamente cosa succede. Noi possiamo prendere quelle che chiamiamo misure di prevenzione. Misure di prevenzione cosa vuol dire? Vuol dire varietà resistenti tolleranti, organismi utili nella lotta, poi li vedremo anche più avanti, tecnica di coltivazione, poca concimazione azotata, irrigazione fatta nel modo giusto, rotazione, molto importante. Vorrei ricordare a tutti quanti che la diabrotica del mais, che spaventava enormemente e ha spaventato enormemente e ha fatto anche dei gravi danni in Europa, in realtà adesso la combattiamo benissimo semplicemente facendo una pausa nella coltivazione del mais. Quindi la rotazione della coltura torna ad essere una cosa molto molto importante. Servizio fitosanitario alla frontiera, blocco appunto degli organismi nocivi, qualità delle sementi, eradicazione e contenimento degli organismi di quarantena, ad esempio abbiamo visto la diabrotica. Abbiamo poi delle basi decisionali. Basi decisionali sono quelle appunto che ci interessano di più perché sono l'allerta precoce, i sistemi di previsione e la soglia dei danni. La lotta non chimica, quindi biologica, biotecnica, fisica, e alla cima non perché sia più importante, ma perché è molto più ridotto. Se noi facciamo tutto questo avremo una lotta chimica. Quindi prodotti chimici ad ampio spettro, prodotti chimici selettivi. Quindi la nostra strategia per arrivare ad avere una buona difesa integrata deve essere una combinazione di queste tre fattori: di prevenzione, di basi decisionali e lotta non chimica, ma nulla ci vieta di applicare ancora comunque quella che si chiama agricoltura convenzionale, chiamiamola così, non biologica, di applicare comunque dei trattamenti antiparassitari con prodotti chimici. Non entro nel merito del biologico, del convenzionale qui, perché altrimenti apriamo un capitolo che ci costa un bel po' di tempo, quindi per il momento lo lasciamo lì in sospeso. Le malattie, abbiamo visto le strategie, adesso dobbiamo vedere, fare una piccola deviazione su una linea secondaria, perché dobbiamo vedere cosa sono queste malattie. Noi abbiamo già visto la definizione, in realtà noi abbiamo due grossi gruppi, oppure possiamo raggruppare le malattie delle piante in due grossi gruppi. Il primo gruppo sono le malattie fungine, e per spiegare le malattie fungine utilizziamo di nuovo il nostro cosa, come, dove, quando, perché, e facciamo una fermata extra. Vediamo appunto le malattie fungine. Cosa sono le malattie fungine? Innanzitutto le malattie sono, lo dice la parola stessa, sono le malattie causate da funghi. Ma cosa sono i funghi? I funghi sono organismi pluricellulari, a parte pochissime eccezioni, il cui corpo di questo fungo è formato da micelio ed è costituito da masse di filamenti intrecciati che si chiamano ife. Allora, abbiamo dei funghi essenzialmente tre grossi gruppi.
quello che si chiama protozoa, cromista e umicota. Io vi devo dire delle parolacce qui, delle parole un po', perché altrimenti ci faccio un po' una figura di quello che non sa tanto le cose, quindi alcuni paroloni io qui ve li devo mettere. Poi voi andate poi ad approfondire. In realtà le classificazioni dei funghi cambiano spesso e volentieri. I micologi si divertono molto ad andare ad analizzare i funghi che trovano in giro e riclassificarli, raggrupparli. Questa che vi ho messo qui è una delle ultime, spero che sia l'ultima, non la definitiva, ma una delle più usate. Cioè, abbiamo i protozoi, le cosiddette muffe molli, per esempio l'ernia del cavolo della patata. Poi abbiamo il gruppo chiamato cromista, che sono gli omiceti, i pronospore, e il gruppo eumicota, che sono i funghi veri, gli ascomiceti, oidi, basidiomiceti, le ruggini, deuteromiceti, funghi imperfetti, senza lo stadio sessuato, ad esempio la peronospora della vite. Quindi parliamo di queste malattie causate da funghi. Come fa il fungo a provocare una malattia e come vive questo fungo? Come vivono i funghi? I funghi possiamo distinguere tra parassiti obbligati, ovvero che si nutrono solamente di cellule ospiti viventi, quindi sono biotrofi, quindi mangiano il proprio ospite, stupidamente, perché così arrivano a portarlo alla morte. Oppure possono essere parassiti facoltativi, possono vivere sia sul tessuto vivente, ma anche utilizzare il tessuto quando questo è morto a causa del fungo stesso. Oppure sono saprofiti, ovvero si nutrono esclusivamente di materiale vegetale morto. Come si nutrono questi funghi? Come si nutrono? Possiamo distinguere in funghi monofagi, specifico dell'ospite, ad esempio, se noi parliamo di Cercospora verticola, è specifica per la barbabietola. Oppure possono essere stenofagi o lifagi, con un aspetto d'azione ristretto, ad esempio Fusariosi alternaria, oppure possono essere polifagi, con un'ampia gamma di ospiti. Per esempio, prendiamo per esempio la muffa grigia famosa muffa grigia della vite, in realtà non la troviamo solo sulla vite, la troviamo in parecchie altre piante. Pensiamo ad un altro polifago, il Colletotricium, la Sclerotinia, quindi sono i funghi, diciamo, più pericolosi perché possono mangiare un ampio spettro di piante coltivate. Come si propagano questi funghi? Si propagano con le spore e queste spore possono essere formate sessualmente o asessualmente, oppure si riproducono attraverso la diffusione di spore asessuate, che sono i conidi. Oppure ancora le sporangiospore, che sono tipiche delle peronospore, per esempio, sono asessuate e vengono disperse dal vento. Abbiamo ancora le zoospore si possono invece muovere, ad esempio la peronospora della vite viene propagata dalle zoospore, che sono come dei piccoli, diciamo, girini microscopici che si possono muovere in acqua o in un liquido. Abbiamo ancora un tipo di spore che sono le flamidospore e rappresentano la forma svernante dei funghi. Le spore sessuali, zigospore, oospore, ascospore, basisospore e cidiospore. Vi ripeto per l'ennesima volta, no, questo è un riassunto, poi potete benissimo andare ad approfondire un po' la materia. Dove sopravvivono i funghi? Sopravvivono sul o nel terreno come essenzialmente rizomorfe, ossia una massa di micelio e tessuto vegetale non assemblato,
Stroma è invece una rizomorfa, ma è assemblato, cioè praticamente cosa succede? Nel primo caso, nella rizomorfa, il micelio è mischiato al tessuto vegetale in decomposizione, ma non forma niente insieme. Nel secondo caso, nello stroma, in realtà il micelio forma un tessuto insieme al tessuto dell'ospite. Abbiamo poi gli sclerozi, che sono organi permanenti, e poi abbiamo ancora i corpi fruttiferi, cioè gli organi sessuali nascono basilio-miceti e portano le cosiddette spore permanenti. Oppure ancora sopravvive come micelio nel tessuto vivente in quelle che chiamiamo cosiddette piante volontarie. Oppure ancora come specie saprofita, cioè saprofita cosa vuol dire? Vuol dire che può nutrirsi del materiale stesso in via di decomposizione. Quando si sviluppano i funghi si sviluppano prevalentemente in un ambiente acquoso, umido. Gli stadi di crescita attivi sono difficilmente protetti, dall'essiccamento. Quando l'ambiente diventa sfavorevole, cosa succede? Si passa a stadi permanenti, oppure si muore. Però la maggior parte dei funghi cosa fa? Produce spore, sclerozi, quello che abbiamo visto, rizomorfe, eccetera, eccetera. Il campo di tolleranza della temperatura degli organismi fungini è molto ampio. Abbiamo dei funghi termofili, abbiamo questo fungo strano che si chiama Talloromyces emersoni, che si sviluppa a una temperatura superiore ai 55 gradi, ma abbiamo dall'altra parte anche dei funghi psicrofili, ossia che si sviluppano bene a temperature anche sotto lo zero. Per esempio questa Gerlachia nivalis che cresce fino a meno 5 gradi sotto lo zero. Il pH dell'ambiente deve essere preferibilmente acido, quindi tra 3,5 e 6,5. La luce è importante a volte per controllare lo sviluppo o per esempio l'induzione della sporulazione, e i tubi germinali a volte hanno fototrofismo negativo. Cosa vuol dire? Che praticamente le spore quando germinano vanno a cercare di fuggire la luce e quindi cercano di andare a infettare la superficie dell'ospite il più in fretta possibile. Perché ci sono questi diavoli di funghi? Perché? Perché praticamente esiste la combinazione ospite patogeno ambiente. Abbiamo visto prima il triangolo della malattia. In realtà come può essere questa combinazione? Può essere monociclica. Cosa vuol dire? Che il lasso di tempo dell'epidemia corrisponde ad un singolo ciclo del fungo. L'inoculo, da cui parte l'infezione, è quello che sopravvive alla fine della stagione sfavorevole e tende a diminuire durante la stagione di crescita dell'ospite. La proporzione di piante malate dipende fortemente dalla frequenza di contatto tra l'ospite e l'inoculo presente. La maggior parte delle malattie trasmesse da quegli organismi che chiamiamo cosiddetti funghi dal suolo mostra un comportamento monociclico. Oppure mi viene in mente per esempio alcune fusariosi, la sclerotinia. Queste malattie hanno un colpo solo in canna, cioè praticamente lo sviluppo della malattia dipende tutto dalla quantità di inoculo che è riuscita a sopravvivere nel periodi sfavorevoli. Oppure possono essere policiclici. Policiclici cosa vuol dire? Che il lasso di tempo dell'epidemia corrisponde a diversi cicli di fungo. Ogni nuova lesione, cosa vuol dire? Ogni nuova lesione produce nuove spore, quindi nuovo inoculo, e quindi continua
l'andamento della malattia. La proporzione delle piante malate dipende dalla frequenza di contatto tra l'ospite e l'inoculo che viene prodotto. La maggior parte di queste malattie fungine mostra un comportamento policiclico. Vediamo molto brevemente, se volessimo noi rappresentare graficamente, visualmente, una malattia monociclica e una malattia policiclica. Nella malattia monociclica, se noi rappresentiamo sull'asse delle Y l'incidenza percentuale di malattia e sull'asse delle X il tempo, noi avremo una curva di questo genere. Una curva di questo genere cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente la quantità di malattia che si sviluppa dipende da un solo punto in cui parte l'inoculo. Poi in realtà questo inoculo diminuisce man mano, quindi la malattia si sviluppa in una fase, diciamo, abbastanza ripida, fin quando avrà l'inoculo a disposizione. E poi, naturalmente, io in questo caso ho esagerato, sono arrivato al 100% di malattia. Praticamente cosa succede? Non ci sono nuove spore, la malattia si ferma lì. Nel caso invece di un andamento policiclico, noi avremmo questa curva. Questa curva è chiamata curva sigmoide, curva, lo vedremo più avanti, curva logistica, curva S, ed è tipica dello sviluppo dei funghi policiclici. Quindi, riassumendo, la curva di malattia nel caso di un fungo monociclico è dovuta ad un solo ciclo del patogeno. Nel caso dei funghi policiclici, lo sviluppo della malattia sarà determinato da molteplici o cicli successivi. Passiamo a un'altra fermata, a un'altra stazione della nostra metropolitana immaginaria, e arriviamo ai parassiti. In realtà ci sono diversi parassiti. Io mi limito in questo modo a semplificare molto e parliamo principalmente degli insetti. Quindi gli insetti cosa sono? Sono il cosiddetto apice del ramo evolutivo animale degli invertebrati. Hanno una varietà di forme molto grande, sia come dimensioni, come colori e altre caratteristiche. Come numero di specie sono milioni di individui. Ancora oggi non esistono insetti che non sono classificati e sono grandi colonizzatori di substrati organici. Tanto così le principali caratteristiche: corpo diviso in 3 grandi regioni, capo, torace e addome, 3 paia di zampe e la presenza di ali. Questo è un insetto praticamente molto schematizzato. Come si nutrono gli insetti? Anche qui avremo rizofagi, praticamente vivono nel terreno e si nutrono delle radici. Xilofagi si nutrono di legno, a volte sono simbionti. Fillofagi attaccano foglie, altre parti verdi delle piante. Antofagi attaccano i fiori. Carpofagi attaccano i frutti. Spermofagi si nutrono di semi. Fitomizi sono i succhiatori di linfa di fluidi vegetali. Perché è importante in questo caso, e vi invito un pochettino a ricordarvi questa definizione, perché quello che diceva Lorenzo all'inizio, se noi avremo degli insetti antofagi, significa che questi insetti attaccano solo quando ci sono i fiori. Quindi è inutile che andremo a cercarli quando i fiori non ci sono. Quindi di fatto abbiamo già un collegamento tra quello che è un parassita e la sua pianta ospite. I carpofagi saranno importanti quando? Quando abbiamo i frutti. Perché in assenza di frutti, i insetti carpofagi, pensiamo per esempio alla ciglia del melo, la Carpocaps del melo,
Se non ci sono i frutti, ovviamente le larve non possono entrare nel frutto, non possono andare avanti con lo sviluppo. Quindi importanti sono, e una volta che si comincia a studiare un insetto, è capire innanzitutto quale collegamento ha con la sua pianta ospite. Come si riproducono gli insetti? Anche qua vi devo dire due o tre paroloni. Si producono innanzitutto come mamma mia, scusate, ma il tedesco ha cancellato il mio italiano alle volte. Ovoviviparità, ossia viene deposto un uovo con un embrione già formato, oppure come oviparità, viene deposto un uovo non ancora embrionato. Viviparità, vengono partoriti individui in uno stadio giovanile più o meno avanzato. Abbiamo poi, molto importante, la partenogenesi. Cosa vuol dire la partenogenesi? Che è la possibilità di riprodursi senza l'intervento del sesso maschile. Questo avviene soprattutto nel caso degli afidi, delle cocciniglie. In realtà poi abbiamo noi due tipi, che anche qui sono abbastanza importanti. La partenogenesi arrenotoca, aploide, cioè il maschio deriva da uova non fecondate e le femmine da uova fecondate. Oppure una partenogenesi telitoca, diploide, che dà origine a solo le femmine. Oppure ancora abbiamo insetti che possono essere eterogoni, o abbiamo anche poi la famosa neotenia, che è la maturità sessuale non è accompagnata dal completamento di altri caratteri da adulto. Quando si sviluppano gli insetti? Quando si sviluppano? Abbiamo visto, innanzitutto, vabbè, deve esserci una pianta ospite. In realtà per gli insetti abbiamo una relazione tra la temperatura e il cosiddetto tasso di sviluppo. In questa diapositiva io ho raggruppato le tre, chiamiamole, temperature tipiche. Le riprenderemo poi più avanti quando cominceremo poi il modello, però cominciamo a ricordarci che l'insetto ha una temperatura di sviluppo base, una temperatura base, una temperatura ottimale di sviluppo e una temperatura di subottimale. Quindi praticamente una soglia, come possiamo definire, la soglia di tolleranza delle alte temperature. Come si vede in questo grafico, io ho raggruppato 513 specie di insetti, tanto così per avere un'idea. Vediamo che praticamente la temperatura base di sviluppo sono i 10 gradi centigradi, la temperatura ottimale è un pochettino più dei 20 gradi, però vedete anche qui tra i 11-12 gradi fino ai 25. La soglia di tolleranza delle alte temperature è anche questa abbastanza elevata, perché viaggia al di sopra dei 30 gradi, quindi anche il gran caldo alle volte non infastidisce più di tanto gli insetti, mentre può infastidire molto i funghi, perché praticamente il fungo non è amante delle alte temperature. In realtà per gli insetti le alte temperature sono un po' più favorevoli, salvo poi indurre fenomeni di cosiddetta diapausa. Di nuovo il perché? Perché ci sono questi insettacci? Perché abbiamo la famosa combinazione ospite-patogeno-ambiente, triangolo della malattia. In questo caso gli insetti li distinguiamo in due grosse categorie. Abbiamo insetti che si chiamano cosiddetti eterometaboli. Gli eterometaboli cosa sono? Praticamente sono degli insetti in cui gli stadi giovanili sono simili agli adulti. Alla schiusa dell'uovo fuoriescono gli stadi giovanili che sono senza ali, si chiamano neanidi,
seguiti da stadi con abbozzi alari via via più lunghi, prenderanno il nome di ninfe, e se questi stadi giovanili e gli adulti vivono nello stesso ambiente si parla di paurometabolia. In caso di contrario, ad esempio le libellule, dove gli individui giovanili vivono in un ambiente diverso rispetto agli individui adulti, si parla di emimetabolia. Vediamo un esempio che ci riguarderà, la nostra famosa cimice asiatica. Partiamo dalle uova, abbiamo le nealidi, sono i due stadi di nealidi, 3 stadi di ninfe e uno stadio adulto alla fine. Vedete che praticamente alle volte in questi stadi intermedi non si riesce molto a distinguerli. Diciamo che non ci interessa neanche relativamente poi molto, ci interessa, vedremo in seguito cosa ci interessa. Ci interessa questo stadietto qua, perché è quello più pericoloso quando inizia la stagione, e ci interessa questo stadio qua quando finisce la stagione, perché è questo stadio che dobbiamo poi andare a controllare. Eterometaboli. La seconda grossa divisione sono gli olometaboli. Cosa vuol dire? Che lo sviluppo decorre attraverso una serie di stadi giovanili che sono completamente diversi dall'adulto e che si chiamano larve. A questi fa seguito uno stadio di completa riorganizzazione dei tessuti e una pupa nella quale avviene una metamorfosi. Quindi partiremo qua dalle uova, 1, 2, 3, questo è l'odorifero della patata, 1, 2, 3, 4 stadi larvali, uno stadio di pupa, e in questo, all'interno della pupa, viene la metamorfosi e dalla pupa salterà fuori il mio coleottero adulto. Il numero di generazioni che fanno questi benedetti insetti si esprime con un termine che noi chiamiamo voltinismo, ovvero abbiamo specie monovoltine che compiono una generazione all'anno, abbiamo specie polivoltine che compiono più generazioni all'anno. Il voltinismo è influenzato da interruzioni di attività che possono essere la quiescenza, per esempio è un'interruzione di attività provvisoria, reversibile, dovuta a un clima sfavorevole. Per esempio, fa molto caldo, l'insetto va in diapausa estiva, fa molto freddo, l'insetto va in diapausa invernale. Diapausa, appunto, interruzione di attività determinata, e non è in questo caso, scusate, ho fatto un po' di confusione. La quiescenza non è la diapausa, la quiescenza in realtà è reversibile, cioè l'insetto può fermarsi per un breve periodo di tempo e riprendere l'attività. La diapausa invece praticamente non è reversibile. Potremmo chiamarlo letargo, di fatto, cioè praticamente ci sono degli automatismi che fanno sì che l'insetto a un certo punto dell'anno abbia bisogno di riposarsi e quindi andare in diapausa. Molti insetti sono regolati dal fotoperiodo, cioè dalla lunghezza del giorno, o meglio ancora dal numero di ore di luce giornaliere. In questo pazzo autunno che affrontiamo anche qui in Germania, le temperature non sono per niente coerenti col periodo. In realtà cosa succede? Potremmo avere anche qui molti insetti ancora in circolazione, perché la temperatura è ancora favorevole. In realtà non ce li abbiamo. Perché non ce li abbiamo? Perché fortunatamente questi insetti sono regolati da una determinata lunghezza del giorno. E la lunghezza del giorno non cambia, cambia soltanto con la latitudine. Quindi di fatto cambia soltanto dal sud al nord, e quindi di fatto questi insetti comunque hanno questo interruttore che, nonostante la temperatura sia ancora favorevole, nonostante ci siano ancora in giro delle piante da mangiare, in realtà vanno in diapausa.
noi abbiamo fatto degli esperimenti, per esempio con la dorifora della patata, abbiamo dovuto allevare dei ceppi di dorifora in laboratorio, nonostante avessimo le condizioni climatiche perfette, quindi riuscissimo anche a accorciare e diminuire il periodo di luce necessario perché l'insetto vada avanti e non vada in diapausa, in realtà nel periodo invernale, quando la luce esterna cominciava a diminuire, nonostante ci fossero le lampade artificiali, abbiamo sempre avuto una flessione nello sviluppo della popolazione di questi ceppi allevati in laboratorio. Quindi una piccola depressione dovuta al fatto che questi insetti si accorgevano, diciamo così, del fatto che noi li stavamo fregando con la luce artificiale. In realtà avrebbero voluto andare in diapausa e non gliel'abbiamo permesso. Vabbè. Torniamo un attimo al nostro schema. Siamo partiti dalla difesa integrata, abbiamo fatto visita a 2 stazioni intermedie, malattie fungine e parassiti, e in realtà noi cosa arriviamo adesso? Arriviamo finalmente a una parola che ci servirà, che conosciamo, impareremo a conoscere, e sono i modelli. I modelli, qui facciamo una bella fermata sui modelli. Allora, innanzitutto utilizziamo più o meno sempre lo stesso schema, cosa, come, dove, quando e perché, e vediamo per ciò che concerne i modelli che cosa è un modello di simulazione. Un modello di simulazione chiaramente è l'imitazione delle operazioni eseguite nel tempo da un sistema o un processo reale. Imitazione della realtà. In qualsiasi modo si esegua una simulazione, quindi a mano o utilizzando un computer, la simulazione prevede la generazione di una storia artificiale del sistema da analizzare e l'osservazione di questa storia artificiale per tracciare delle informazioni riguardanti le caratteristiche operative del sistema stesso e prendere decisioni su di esso. Una roba un po' complicata che possiamo riassumere così. Praticamente la simulazione è semplicemente il tentare di riprodurre ciò che avviene nella realtà. Il comportamento di un sistema, mentre evolve nel tempo, si studia sviluppando appunto un cosiddetto modello di simulazione. Tentiamo di riprodurre la realtà. Come facciamo? Tipologia dei modelli di simulazione. Abbiamo diverse tipologie di modelli. Possiamo fare una classificazione in base a diversi criteri. Abbiamo modelli che vengono chiamati cosiddetti continui, in cui le variabili variano con continuità, oppure discreti, in cui il valore delle variabili cambia in ben definiti istanti di tempo, oppure ancora modelli statici che rappresentano un sistema in un particolare istante di tempo, oppure ancora modelli dinamici che rappresentano un sistema in evoluzione nel tempo. In realtà, quando noi poi creeremo un modello, facciamo un po' un misto di tutte queste cose qua. Cioè cerchiamo di creare un modello che sia possibilmente il più completo possibile. Abbiamo ancora modelli deterministici che non contengono componenti probabilistici, ossia sono modelli un po' più complessi che diciamo, i modelli probabilistici rispondono alla famosa domanda sì-no. C'è la malattia, non c'è la malattia. I modelli deterministici in realtà sono un po' più complessi perché analizzano anche l'andamento
questa malattia o l'andamento della popolazione. Ancora modelli stocastici che rappresentano elementi soggetti a una certa aleatorietà. In realtà quello che appunto noi tentiamo di fare nel nostro lavoro è creare un modello che possa un pochettino avere tutte queste caratteristiche, o comunque le caratteristiche che ci servono per avere una buona simulazione. Dove vengono utilizzati i modelli? Dove li utilizziamo? Li utilizziamo in un sistema. Che cos'è un sistema? Un sistema, poi lo vedremo poi meglio nella seconda lezione. Un sistema è una collezione di componenti, ossia elementi, entità, che sono interdipendenti e interagiscono fra loro in accordo a determinate specifiche. Il sistema praticamente è correlato col modello e il modello è correlato col sistema. La creazione di un modello è esattamente la rappresentazione del sistema che vogliamo, come si dice, misurare. L'obiettivo, perché facciamo un modello? Dobbiamo studiare il comportamento del sistema e le relazioni tra le sue componenti. Quindi, da una parte avremo il sistema pianta, abbiamo il sistema malattia, insetto, fitofago. Cosa succede quando le due parti vengono a contatto? Ricordate il famoso triangolo? Succede che io ho una potenziale perdita di produzione o una potenziale malattia sulla mia pianta dovuta appunto alla comparsa di questo patogeno. Quando abbiamo bisogno dei modelli di simulazione, quando li applichiamo ovviamente durante la stagione vegetativa della coltura, ossia per determinare che cosa? La comparsa dei sintomi, se parliamo di malattie fungine, la comparsa di stadi dannosi se noi parliamo di parassiti. E poi ancora utilizziamo questi modelli per simulare che cosa? Lo sviluppo della malattia o lo sviluppo della popolazione. Perché questo? Perché noi dobbiamo definire delle cosiddette soglie di intervento. Allora, vediamo un po'. Se noi facciamo uno schemino, riprendiamo il nostro viaggio dall'inizio, da quando abbiamo cominciato amabilmente, spero amabilmente, a chiacchierare no, perché ho chiacchierato solo io fino adesso, comunque adesso avrete voi la possibilità di prendere la parola. Siamo partiti col nostro viaggio in questa metropolitana immaginaria dalla malattia, abbiamo fatto alcune fermate, spero interessanti, abbiamo visitato un ecosistema, abbiamo parlato della definizione di difesa integrata, siamo arrivati a capire che ci sono dei malattie e dei parassiti che influenzano il mio raccolto. Siamo arrivati a dire che abbiamo bisogno, per applicare il concetto della difesa integrata, dei modelli, e dai modelli siamo arrivati, adesso arriveremo a altre due stazioni importanti. In realtà una stazione la vedremo nella prossima lezione, vediamo però prima perché i modelli da soli non bastano. I modelli sono modelli molto belli, modelli che funzionano bene, che funzionano male, in realtà da soli non bastano, ma ci vuole che cosa? Un cosiddetto Decision Support System. Che cos'è un Decision Support System? È un sistema
di software, innanzitutto cosa vuol dire? Sistema di supporto alle decisioni. Un sistema software di supporto alle decisioni che permette di aumentare l'analisi dell'efficacia dell'analisi, permette di aumentare l'efficacia dell'analisi in quanto fornisce supporto a tutti coloro che devono prendere decisioni strategiche di fronte a problemi che non possono essere risolti con i modelli della ricerca operativa. Una frase complicata per dire essenzialmente che il mio modello, attenzione, il modello non prende una decisione. Il modello non prenderà mai una decisione, il modello ti dà un supporto alla decisione, ossia non esisterà mai il modello in cui io sto seduto qui alla mia scrivania e mi dimentico gli stivali nell'armadio perché il computer mi dice guarda che c'è la ruggine bruna, fai il trattamento e io schiaccio un tastino e parte automaticamente il mio trattore dal garage e va a fare il trattamento per conto suo e ritorna indietro perché è tutto robotizzato. Assolutamente no. Almeno dal mio punto di vista non potrà mai esistere, oppure esisterà ma non servirà a poco, perché il modello può sbagliare. Quindi il modello cosa mi dice? Non mi dirà attenzione, tu adesso devi fare il trattamento. In rarissimi casi noi produciamo un modello in cui vogliamo che questo modello ci dica esci e fai il trattamento. In realtà il modello cosa ti dice? Tu in questo momento hai, analizzando le condizioni della tua coltura, dell'ambiente in cui la tua cultura vive, hai l'altissima probabilità di avere una malattia in corso. Ma mi dispiace per te, ti devi mettere gli stivali, partire, uscire, andare in campo e controllare. Perché il modello è appunto supporto alle decisioni. Quindi non svilupperemo mai un modello, o perlomeno io cercherò di non sviluppare mai un modello in cui il modello decida per me, ma lo utilizzerò come supporto. Gli elementi di base che identificano questo sistema informativo aziendale si identificano dal suo nome. Decision, attenzione, decision vuol dire, cosa vuol dire? Sta ad indicare che viene posta l'attenzione sui processi aziendali. In realtà io queste definizioni che ho scritto sono molto generiche, molto generali, poi vedremo che in realtà trovano un'applicazione in diversi campi. Quindi decision viene posta l'attenzione sui processi aziendali decisionali. Support indica che è un sistema di tecnologie informatiche di supporto al decisore, infine system, ovvero fa intendere che questi sono strumenti atti a fornire integrazione tra utenti e macchine. In realtà se noi pensiamo al nostro campo dell'agricoltura, praticamente il sistema consisterà appunto nel nostro caso nella combinazione pianta, parassita, terreno, ambiente e tutte queste cose qua. Quindi di fatto ripeto ancora per l'ennesima volta, non prendiamo questi modelli come si può dire, chi ci toglie le castagne dal fuoco, ma li dobbiamo utilizzare come appunto sistemi di supporto alle decisioni. Dalla fine degli anni 80 ad oggi, da questo concetto appunto che deriva all'inizio degli anni 80, Decision Support System, emergono anche le caratteristiche intelligenti del sistema, oltre a quelle di software user friendly. Cosa vuol dire caratteristiche intelligenti? Vediamo, gli aspetti essenziali di un Decision Support System si possono racchiudere in un uso facilitato, cioè la facilità d'uso alla portata di tutti gli utenti. Noi dobbiamo creare dei modelli che siano
dal punto di vista intuitivi, semplici. Attenzione, semplici non vuol dire che io faccio una cosa rapida, veloce. Semplice vuol dire che l'interpretazione deve essere semplice, non la sua applicazione. Quindi praticamente devono questi modelli essere alla portata di tutti gli utenti. L'ambiente interattivo è importante e, come ripeto per l'ennesima volta, ma non mi stancherò mai di dirlo, la possibilità per il sistema di fornire un supporto al cosiddetto processo decisionale. L'efficacia nell'utilizzo dei modelli e l'analisi dei dati è un altro aspetto essenziale di un Decision Support System. E qui praticamente riassumiamo il tutto quanto quello che vi ho detto nella questa prime 2 ore scarse di lezione con quello che abbiamo visto all'inizio, che sarà. Questa è solo una premessa, sarà l'ultima o una delle ultime diapositive di questo corso, in cui noi vediamo un modello su carta, che è un modello che funziona una volta, funziona dal punto di vista teorico, empirico, quando è su carta, e poi funzionerà su livello pratico, vedremo come, quando verrà poi informatizzato.